Il Cagliari ritorna alla vittoria in campionato dopo oltre 2 mesi. Dal 25 ottobre non vinceva, lo ha fatto contro il Genoa 1-0 il risultato di misura in una partita che ha visto il Genoa partire forte nei primi 20 minuti, creare più di un problema al Cagliari, ma Cagliari può rimediare nella restante gara riportando i dati in equilibrio e addirittura a suo favore. Vediamoli questi dati: possesso palla favorevole al Genoa 53% contro 47%, il Cagliari ha giocato meno nella metacampo avversaria di quanto ha fatto il Genoa, Cagliari il 47%, 53% nella prima metà campo, mentre il Genoa ha giocato nel 54% del tempo nella metà campo del Cagliari, tentando di attaccare anche e soprattutto dopo aver subito il gol. Tiri totali 12-10 per il Cagliari, tiri in porta 7-4 per il Cagliari, tiri in porta d'area 5-3 per il Cagliari. Primeggia il Genoa solamente nei tiri da fuori, 6-5 di un solo tiro da fuori, le parate 5-4 per il Genoa, con le parate di Radu certamente più difficili rispetto a quelle di Cragno, 6-4 le occasioni a gol per il Cagliari, peraltro anche molto più nitide rispetto a quelle genoane, un assist a 0, e poi andiamo a vedere i passaggi riusciti praticamente quasi pari, 307 per il Cagliari, 322 per il Genoa, 71% per il Cagliari, 72% per il Cagliari la media tra riusciti e tentati. Passaggi lunghi leggermente favorevoli al Genoa, passaggi medi leggermente favorevoli al Cagliari, e ancora nella media quasi pari i passaggi corti. Nelle azioni manovrate ha manovrato di più il Genoa, lo abbiamo detto soprattutto quando ha dovuto inseguire il risultato. Nelle ripartenze ancora il Genoa che ha primeggiato con 28-19, ma quel che conta sono le occasioni che poi ha prodotto, occasioni decisamente più nitide per il Cagliari. Andiamo quindi a vedere anche le performance chilometriche, dove il Cagliari ha recuperato in termini di quantità, perché la distanza percorsa è stata superiore a quella del Genoa, 107,422 contro 106,422, esattamente un chilometro, uguale la velocità media. Qualche dato a favore del Genoa per quanto riguarda il jog e lo sprint, ma nella somma dei diversi dati dobbiamo dire che Maran è stato bravo a recuperare la partita dopo aver perso Joao Pedro, aveva preparato in un certo modo e si è trovato nella condizione di dover modificare tutto in corsa, ci ha messo un po' la sua squadra, ma poi ha ripreso la partita e l'ha vinta, e questo è il merito di Maran, al cui abbiamo dato l'aggettivo scaltro nella valutazione, voto 6,5. I giocatori, partendo da Cragno, 4 parate, non difficilissime, ma sempre presente, sigillante l'aggettivo che abbiamo scelto per lui, 6,5 il voto che gli abbiamo dato. Nelle corsie invece si è faticato, Serna ha dovuto patire particolarmente, ha perso 2 palloni, non ne ha recuperato, è stato capace di fare un assist, ma troppe volte sono passati dalle sue parti. 6 il voto per Dario Serna, proprio in forza dell'assist che poi ha confezionato per il gol di Farias. Pisacane è l'uomo partita, supereroe lo abbiamo definito, perché effettivamente ha francobollato tutti i difensori, tutti gli attaccanti, del Genoa in tantissime occasioni, ha giocato anche una gran quantità di palloni, pensate 60 al secondo posto dopo lo stesso Serna, con 37 andati a buon fine. Voto per Pisacane quindi 7, supereroe l'aggettivo che abbiamo dato lui, o meglio l'attributo che abbiamo dato a Pisacane. Cepitelli prende 7 a sua volta, perché i due centrali sono stati veramente eccellenti, voto 7 per Cepitelli, ministeriale, il suo soprannome ormai se lo porta dietro, ben 5 recuperi palla, 3 palloni persi, una grande partita quella di Cepitelli. Padoin, come abbiamo detto per Serna, è stata una grande sofferenza, ma lui ha tentato di fare il meglio come fa sempre, con 31 palloni andati a buon fine su 44, 2 recuperi di palla, un pallone perso, quindi anche questo è un equilibrio. L'equilibrista, il termine che abbiamo coniato per Padoini, che prende 6. Per Faragò partita con luci e ombre, quasi tutti in equilibrio, i falli fatti sono uguali ai falli subiti, i recuperi di palla uno in meno di quanti palloni ha perso, non sempre lucidissimo nelle giocate, lo stantuffo perché comunque ha sempre corso e si è sempre proposto, 6 il voto anche per Faragò, che non ha aiutato nel rintuzzare sugli esterni le azioni del Genoa. Chi invece ha giocato una grande partita è il professore Luca Cigarini, 6,5 il voto per lui, il direttore d'orchestra, in questo caso il direttore solamente per Cigarini, non più il professore, con 2 palloni recuperati, 4 palle perse, ma una costante presenza in mezzo al campo, anche in interdizione, anche a ribattere i palloni avversari nel momento più difficile. Chi invece ha brillato a un certo punto della gara è Nicolò Barella, che ha fatto veramente grandissime giocate, illuminante il suo gioco, anche se intermittente
non costante durante tutta la partita. 7 il voto anche per Barella, illuminante l'aggettivo per un giocatore che ha recuperato 3 palloni e non ne ha perso neanche uno nella partita odierna, ha tirato 2 volte in porta in entrambi i casi, 2 occasioni del gol veramente nitidissime per Barella, che poteva anche superare Pisacane, ma quest'oggi abbiamo dato il termine di uomo partita a Pisacane per la grande partita che ha fatto, considerati anche i suoi limiti tecnici. Barella invece si riprenderà certamente questa scena la settimana prossima. Farias è stato magico in occasione del gol, anche per quel pallone calciato così, è stato magico in tante altre occasioni, non sempre però, perché quel tiro davanti al portiere poteva farlo produrre meglio. Per questo il voto non è altissimo e 6,5 magico appunto invece l'aggettivo. Preziosissimo invece Pavoletti, che anche una volta ha dimostrato di essere un giocatore cardine in questo Cagliari. 6,5 il voto per Pavoletti, prezioso il suo lavoro, perché non ha solamente tentato di concludere ma ha smistato tantissimi palloni in mezzo al campo. Senza voto João Pedro, che avevamo già scavalcato, senza voto anche Bradari, centrato nel finale di gara. Instancabile invece Ionizza, il voto è 6,5, i dati statistici non dicono niente di particolare, un pallone perso, non ne ha recuperato alcuno, però la metà dei palloni che ha giocati sono andati a buon fine per Ionizza, quindi 6,5 è instancabile. 6 il voto per Sau, anche stavolta 20 minuti fatti in modo razionale, entrando a disposizione della squadra e cercando di dare il proprio contributo. Andiamo a riassumere quindi: Maran 6,5 scaltro, Cragno 6,5 sigillante, Serna 6 il pendolo, Pisacane 7 uomo partita, il supereroe, Cepitelli 7 ministeriale, Padoin 6 l'equilibrista, Faragò 6 lo stantufo, Cigarini 6,5 il direttore d'orchestra, Barella 7 l'illuminante, João Pedro senza voto, Farias 6,5 magico, Pavoletti 6,5 prezioso, Bradaric senza voto, Ionizza 6,5 instancabile e Sau 6 razionale.